Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si avvicinano, praticamente pronte le infrastrutture sportive con lo stadio del ghiaccio universalmente accessibile. Si attendono le rifiniture allo sliding center. Sul piano organizzativo della sicurezza in primo luogo le novità sono arrivate dal briefing svolto dal sottosegretario all'interno Emanuele Prisco al comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Oggi sono stati consegnati i lavori per il distaccamento di Cortina dei Vigili del Fuoco. Il Ministero è intervenuto su due distaccamenti che avevano con il demanio, che avevano le difficoltà anche strutturali, quindi Cortina e Feltre, per cui sono stati affidati i lavori. È stato fatto il punto sul potenziamento di mezzi e strumentazioni per il personale, 4 milioni di euro di investimento sull'intero Veneto, mezzi nuovi e specifici per innalzare il livello di sicurezza durante le Olimpiadi e strumentazioni di ultima generazione per la ricerca di persone scomparse. Accanto a questo abbiamo ovviamente valutato tutte le organizzazioni logistiche dei mezzi di soccorso, del potenziamento dei mezzi, del personale e delle strumentazioni utili a innalzare al massimo i livelli di sicurezza per i cittadini e per chi verrà ovviamente a vedere le Olimpiadi. Sicurezza a 360 gradi che comprende anche l'occhio vigile puntato sulle infiltrazioni criminali di competenza di una struttura dedicata del Ministero dell'Interno. Ha fatto numerosi interventi per evitare che le infiltrazioni mafiose vi possano essere sugli appalti, ovviamente sono appalti dove girano molte risorse economiche e quindi appetibili alla criminalità organizzata. Sono stati 48 da inizio anno gli interventi della Commissione in tutte le aree attenzionate, che sono in particolar modo i cantieri di Milano Cortina e i cantieri del sisma del centro Italia, 6 da inizio anno proprio specifiche su aziende che avevano tentato di introdursi negli appalti di Milano Cortina. Sul fronte degli alloggi del personale delle forze di polizia il problema sembra superato per Cortina, mentre si sta lavorando per ricavare gli spazi destinati agli agenti destinati alla centrale operativa olimpica a Belluno. Si sta completando l'allestimento di quella che diventerà poi la zona COC della provincia di Belluno, proprio dentro il comando dei Vigili del Fuoco, l'ho anche visitata oggi e sarà proprio specificatamente per le Olimpiadi anche la sala operativa, rispetto alle quali stiamo organizzando tutti i livelli logistici necessari per partire a pieno durante le Olimpiadi.